Consultazioni lampo per il presidente Napolitano che nella serata di ieri annuncia l'incarico a Mario Monti per formare il nuovo governo. Nel suo manifesto l'economista parla di risanamento, crescita ed equità sociale. D'accordo con Monti anche il mondo dell'artigianato che gli presenta puntuale le sue richieste. Semplificazione innanzitutto, valorizzazione della piccola impresa che comunque è l'ossatura dell'Italia ma anche dell'Europa, e poi soprattutto che la burocrazia la smetta di essere prepotente nei confronti di chi fa impresa. Diversa e complementare è l'ottica del presidente di Confartigianato Vicenza, per il quale resta centrale il tema del credito alle imprese e il rapporto con le banche. Quello che sta attanagliando in questo momento le nostre imprese, in un momento in cui un po' di ripresa c'era, è il credit crunch, per cui la difficoltà di avere nuova finanza dalle banche. Per cui se riesce a individuare questo problema come uno dei problemi chiavi, che lavori su questo argomento. Siamo fortemente impegnati sul fronte dell'export, conclude il presidente Bonomo, e ci confrontiamo con tutte le nazioni del mondo ogni giorno. Dobbiamo essere più snelli e avere procedure più semplici. Lo Statuto delle imprese che è appena stato approvato è già un buon punto di partenza. In Europa siamo già arrivati alla seconda versione dello Statuto delle imprese. Lo Statuto delle imprese va verso la semplificazione e verso procedure pubbliche che siano molto ma molto semplici.